Allora, rieccoci qua, avevamo anticipato un po' le performance invece di Ambrogio. Allora, vai, fai tu. no, torniamo, allora ricordiamo che siamo Beppe Maria Show e stavamo parlando delle performance di questo Davide Stefanato. Ma detto performance così in apertura non è chiaro, performance comiche, perché detto in questo modo. Parla un po' dei tuoi personaggi, dai. Ma se fai così però diventa difficoltoso. No, così mi incalzi in questo modo. Un mio personaggio al quale sono molto affezionato è Dondino. Che è questo parroco vecchio stampo. Dondino fa la differenza. Chi è Dondino? Lui, Dondino Dondi. Dondino Dondi della parrocchia di San Gelsomino Matti era baltato nel fosso. Mamma che contento che sono di essere qui con voi oggi, con tutta sta bella gente che ci sarà a casa a guardarci. Ah, che gioia e che gaudio. Com'è andata la Pasqua, Dondino? La Pasqua va sempre bene. Sì, la Pasqua va sempre bene, è un momento di gioia per tutti noi. Che se il rischio che si rompa, ma sai vovi, che se sto rischio che si rompa i vovi, però ogni tanto bisogna che succeda anche qui, pazienza, dai, pazienza. Ha tanti parrocchiani? Che ne cavarò, aspetta, parecchi, 15 cugina perpetua, che ha 128 anni, 16 parrocchiani in tutto, però siete tanto attaccati, tanto affezionati, sì, tanto attaccati. Questo personaggio è molto richiesto, la cosa buffa è che pensano che lo faccia io, ogni tanto mi fermano, guarda che questo è Dondino, io non ho mai fatto il prete. Ma parla dei tuoi personaggi. Non ce ne sono. No, e la resa Fred ha questa giacca qui da quando abbiamo fatto la prima puntata, da 15 anni che ha questa giacca qui. È un po' il cavallo di battaglia insomma di Fred, ma Fred... Però Fred è noto, è stato noto, famoso anche per aver fatto le vignette, le tue vignette. Le faccio ancora qualche volta. Insomma, anche questo, quindi... Mi chiama il buon Bruno Vespa porta a porta a fare qualche vignetta. Insomma, dai, c'è anche Anzi, ciao Bruno, se ci vedi. In Lazio lui... Assolutamente. Fred è lui comunque l'ideatore, l'autore la mente del gruppo, quello che tiene unito il gruppo. E questo la dice lunga, insomma. Le difficoltà che avete. Poi noi ci andiamo giù, la nostra libertà, però lui mette i canovacci. Io faccio il canovaccio, il classico canovaccio della commedia dell'arte e loro... La nostra si potrebbe chiamare una neocommedia dell'arte. Esatto. Accidenti. Una commedia, sentite, una commedia dell'arte 2.0. Questo infatti va bene. Non ho bene. capito 2.0 cosa io sento. E Boato ci spiegherà cosa vuol dire commedia dell'arte 2.0. Prego, ma soprattutto, aspetta, spiegatelo ai telespettatori e telespettatrici che hanno una certa età, target, Beppe, Maria, insomma, cose del genere, cos'è questo 2.0 e quindi come voi entrate in questi nuovi parametri del 2.0 per essere ugualmente sempre all'avanguardia. Responsabilità, Davide, responsabilità, vai. A voi. Non sono molto asciutto. Chiaro. Nel tuo caso. Questo sta. 2 sono punto, quindi 2 puntini. Perché? Volevate il grottesco. Valerio, fai. Ci hanno appena chiamato che ha disdetto lo spettacolo. Sì, è vero. Non ho idea. Secondo me sta arrivando il 4.0. Sono 2 punti di vista, sono 2 punti di vista che non valgono niente. 2.0. Va bene, allora torniamo a... Elena, tu come stai? A che punto sei? Benissimo, quando poi vi vedo mi illumino ancora di più. Altri protagonisti, non solo il protagonista a questo punto. Dopo del c'è Ambrogio Dondino, che è il maggiordomo di Beppe Maria. Beppe Maria esatto, è questo è storico, la figura storica. Un maggiordomo inglese inappuntabile che ormai da anni prestava servizio presso la regina e ora è presso Beppe e Maria. Cosa ridete? Ma Beppe Maria, e qui la domanda a Beppe Maria, voi Beppe, uomo di casa, ve lo potete permettere uomo di un osteria, Ambrogio? Uomo di osteria. Risponde a Maria che prima che ha risposto a Beppe. Ha un approccio a Dondino? No, Ambrogio, come fa a permettersi? È fermo a prima della pubblicità. Adesso ci si sta chiedendo il 2.0. Allora, la signora Maria che invece ci ascolta da casa chiede, ma come fa Beppe Maria a mantenere un Ambrogio che avrà le sue pretese in questo tempo di crisi, di difficoltà? Voi come fate a tirare avanti e mantenere anche pagare i contributi, insomma. Abbiamo. Mi pagano i contributi, infatti come mi pagate? Con la mia dote. Tu tra l'altro introduci proprio l'argomento del nostro nuovo spettacolo. Esatto. Il nostro nuovo davvero? spettacolo ovviamente, come molti altri nostri colleghi, è incentrato sulla crisi economica, insomma, sui problemi della... E quindi, ecco, giusto che involontariamente ho lanciato... Con la crisi economica noi a lui diciamo chi se ne frega se lui prende soldi. Certamente. Anche perché per esempio nel nuovo spettacolo il signor Beppi e la signora Maria hanno proprio a che fare con gli investimenti, insomma, come investire
i loro soldi. In che cosa investono questa volta? Nell'arte, investono nell'arte. Quindi c'è stato un passaggio culturale importante. esatto. Facciamo un esempio di interazione di investimento. Soprattutto la signora Maria, che è un amante dell'arte, Esatto. decide di andare ad acquistare dei quadri. Come si chiama quello che fa Beppi, quello che invece di arare fa i buse? Bahia, Quel Bahia fa i buse. Bahia. Che è l'autore dei quadri che fa i buse per terra per fare i quadri. Ah, Van Gogh! Van Gogh. Van Gogh! Van Gogh! Van Gogh! Ma bravo ancora! Guarda chi lavori! Van Gogh, te vedi proprio anche al quadro che fa il pare Van Gogh, quello, tutto quando... Sono diventati esperti d'arte. Dopo vedere Gogh, era su così Aro, era giapponese però, Aro, Van Che Gogh, va fin a Ro a fare i quadri. Va a Ro. Aro che sta camminando. Fare i quadri. Fare i quadri. Aro, Van Gogh, Fresò. Sapò e va E tutto. sto anno non fa niente perché ha fatto tutto. Expo. Espo. Allora avete capito perché non andiamo fuori del Veneto? Esatto, In questo sì. momento avete Fare gli assolutamente spettacoli. capito. No, Non ma, avete neanche fuori il padre. comunque abbiamo anche, insomma, noi cerchiamo con la simpatia anche di introdurre temi attuali. Ecco, Assolutamente. per esempio c'è un bellissimo nuovo sketch sulla dipendenza dal gioco d'azzardo. Ma infatti volevo chiedere, questo come viene affrontato? La ludopatia. La ludopatia. No, viene affrontato con ironia, con simpatia, eccetera, ma anche lanciando un messaggio di cercare Assolutamente. di stare Ma c'è una attenti. dipendenza nell'ambito della famiglia di Beppi e Maria? No, è uno sketch di situazione. Di situazione. in cui- Beh, cena qualcosa. Cioè, vai, sentiamo qualche noi quattro siamo anticipazione, dai. dipendenti dalle slot machine, infatti adesso tu sei venuto a prenderci nel baretto di fronte Io dei tre. cinesi e eravamo... Ci siamo mangiati la Io casa. ho lasciato Ci siamo- una ci ha persona tirato con fuori 200 l'aereo. euro a giocare al posto mio. Non diamo messaggi, assolutamente. Voi lo sapete che siamo contro il gioco d'azzardo. Sì, cioè, certo. Infatti nello sketch noi dissipare siamo in proprio. questo... Nello Siamo in sketch questa noi diciamo situazione. chiaramente che insomma sono cose Ma che possiamo è fare meglio- qualche anticipazione, qualcosa per far capire ma come fare quanto uno potrebbe... Sono esatto, tre strani Dai. personaggi, ognuno con la sua dipendenza particolare, quindi gratta e vinci, Addirittura slot machine. hanno un tic fisico anche perché Hanno il un gioco tic. d'azzardo Dà un a forza tic. di giocare tutto il giorno hanno sviluppato anche dei movimenti Per esempio, che tic ha quello che fisici. da gratta e vinci? Se non te lo dicevi facciamo Dai. il gioco se si indovinava l'hai Ma chi anticipato va Eh. bene dai non importa. E allora il tuo che non Questo- l'abbiamo detto. Adesso, Fai vedere il tuo tic del tuo personaggio. Così l'hai indovini il vai. tic potremmo Sì. fare indovina il ticket. Vai, Esatto. vai. Questo è un momento di grande televisione. Probabilmente staranno cercando di alzare il volume del televisore. Che cosa sta succedendo? Chiarissimo, avevo chiarissimo. Cos'era? Questo è slot. È giusto Invece Il mio tic è un po' più difficoltoso. È verbale. Anche. Chiaramente dipendente dalla roulette. Dall'alcol in questo È un momento. maniaco secondo me. Dal gioco dell'otto, Comunque, ecco, il gioco noi dell'otto, cerchiamo- i numeri. Noi cerchiamo anche insomma di fare qualcosa che abbia uno straccio di contenuto. Poi ovviamente il nostro obiettivo principale sono le risate. insomma. infatti Ad quello... esempio, dei nostri personaggi conosciuti sono le vecchiette, due vecchiette, e anche in questo spettacolo hanno un problema, nel senso che mancano i fondi per andare in gita con la parrocchia. sono le Quindi le due vecchiette decidono le di fare due che cosa? vecchiette che interagiscono con E potreste darci un assaggio delle due vecchiette. sì, un assaggio, dai, sì. Il me che È un assaggio. E C'è anche ora di mangiare questa qua. ma vuoi roba di carne vegetariana o ortopedica? Cos'è? Ortopedica. Ortopedica. Che fa bene il sudore dei piedi, che cava via. È la roba che tappa l'orto? Sì, sì, sì. Sì. Dei pastiglie fatte col bicarbonato. Col bicarbonato. Pastiglie con bicarbonato? Sì. Sì, per assentare la roba, che il bruco che è sua. Se può Questo è essere- il bruco americano. L'americano. Una fatica a farsi capire ciò. Perché l'americano no? Bisogna spiegare che gara da morire. Esatto, e te Il bisogna inglese- Sì, sì. Il nonsense. Ma queste ve le state inventando in questo momento Sì, qua. sì. E quello è il problema. Qui il canovaccio viene sempre seguito. Capo, io Non so scrivo delle cose, le impariamo, facciamo le prove e poi dopo andiamo sul palco e, E fa cambia quello che vuole. completamente. Facciamo tutt'altro.
cambia completamente. Quindi allora, questo è quello che. Ma vediamo un po' di tornare dietro le quinte, cosa c'è stato, il vostro percorso, dai, la vostra storia. Allora, io quindi. sono arrivato dall'Arcella. Io da Treviso, sono partito prestino, ho trovato un po' di coda, Vedo Boato era in Slovenia Da Slovenia. e Mazzucato. Cosa ci faceva Ciccio Boato in Slovenia? Questa E questa è un'altra Questa era una Andiamo, bella giornata. sì. Alfonso Sono andato a Signorini ci camminare. farebbe la prima pagina di chi? Ciccio Boato in Slovenia, a far cosa? Esatto. Ho preso le scarpe. Ma sono per scarpe da arrampicare. ginnastica normali, quelle, cosa ti vanti? Sono per arrampicare queste. Ma Slovenia non Pensa è- per Elena che noi Ma non continuiamo a li piace divertirci nulla perché siamo in qualche modo di estrazione, di formazione un po' diversa gli uni dagli altri. Si era E quindi continuiamo a essere incuriositi gli uni dagli altri. Tu pensavi ancora all'otto. Sì, esatto. Di formazione. esatto, che formazione? Fred da dove viene? Fred è quello ricco da generazioni. Perché poi crolla caduto in Il miseria. conte decaduto. Il conte decaduto. No, io sono uno psicologo, insomma, quindi arrivo dalla formazione universitaria. E quindi meglio comprendere le dinamiche psicologiche del gruppo e No, riesce È meglio anche. convivere con gli psicopatici, cioè ti abitua a convivere con gli psicopatici, insomma. Io vabbè, sono laureato in filosofia e ho sempre studiato, ho cominciato a lavorare con loro che studiavo, andavo all'università, eccetera. Quindi ambiente studentesco in qualche modo. E invece Vedendo loro che due... c'erano grandi prospettive occupazionali anche Sì, già al sono laureato in tempo nel filosofia, che settore. prospettive vuoi che avessi, no, dai, per piacere. No, infatti, Il dicevo. massimo della fortuna che poteva capitarmi è questo. Mentre loro arrivano dal teatro, insomma, dal teatro. E dai campi. L'hanno trovato chiuso e poi sono venuti. No, io anch'io sono iscritto all'università, economia e sparagno, visto i tempi che corre. No, Una molto facoltà interessante, molto sì, sì. utile. No, io sono attore a 360 gradi, sono solo recito 360. da sempre, frequento ancora. E così sei poco credibile. Lo so, Allora, sono bisogna dire una cosa che io dico sempre di Valerio Mazzucato. E lui lo aspetta. Ultimamente Valerio Mazzucato si sta dimostrando un caratterista molto apprezzato nella fiction. Nella fiction. Nella Sì, fiction. sì, ha fatto delle cose, per esempio ha un bellissimo ruolo nell'ultimo film di Antonello Bellucco, Il segreto d'Italia, che è un film di cui si parla moltissimo, di un regista molto bravo, molto simpatico e lui è una bella parte. Poi dopo ha vinto adesso Che ha vinto ruolo è? No, diciamo il ruolo, la il prete. parte. Di un parroco vero però. E poi adesso ha appena vinto un premio come miglior attore per un cortometraggio vivo e veneto che ha girato molti festival, eccetera, ed è stato premiato anche lui come attore. Aspetta, tiriamole fuori, insomma, tiriamole fuori. questa è l'occasione. Questo è Noi tante siamo altre cose. fieri di lavorare sul palco con Valerio Con un Mazzucato. artista di portata. A E invece 360 Boato, gradi, c'è poco da fare, uno sia a 360 gradi. A 90 gradi, a 300. invece Boato è molto famoso in Slovenia e non sappiamo perché. Ecco, ma voi esatto, non siete a conoscenza perché sta diventando famoso oltre Perché in confine? Slovenia tutti ti conoscono, Ciccio? Perché so parlare sloveno. Vuoi provare? Attento. Hai imparato qualche parola in sloveno? Prova. Ah, no, aspetta. Dobra dan è buongiorno. Doberman? Doberman, Galito. Non trova? Dobra jutro. Bravo, Dobra dan, dobra večer. bravissimo. Aveccia? Coppa la vecchia così. No, io ho imparato molto questo che è Ozwish Copivo, che è la birra. Bravo. Bisogna dire che... Non sappiamo perché va, Per sappiamo che sta imparando la lingua. No, Lo Sì. scopriremo. Esatto, beh, che io un po' conosco Ma perché però ho la guarda- mamma slovena. Io, la mamma slovena, che vedi, saluto. vedi. No, ma questo qua è un. Che vive dove? A Treviso. Voi sempre, però, quindi insomma. va bene. Ci sono poi degli lui- studi. No, fai, scusa. Poljubim, baci. Paul Newman. Si sta inventando tutto. Però potrebbe, ecco, da qui probabilmente nascerà un personaggio. Esatto, qui sta a te No, ma questi creare cambiamenti un- linguistici sono queste contaminazioni linguistiche sono pazzesche. Per esempio, mia madre che ha 90 anni, no? Lei ha sempre parlato dialetto tutta la vita, mai parlato italiano. Da 5 anni alla badante, capito? Quindi parla dialetto e rumeno. Ha saltato a pie pari 85 anni di storia italiana. Cioè, è pazzesco, parla dialetto e rumeno e non sa neanche parlare italiano. Cioè, sono belle queste contaminazioni culturali. Però brava anche la mamma, era subito da Lui è prendere. lo stesso, lui parla dialetto e sloveno, l'italiano ha ancora sull'alfabeto, non arriva a MN. In compenso il nostro Davide Stefanato parla fluentemente l'inglese. Oh, fluentemente. Certainly. Saluta i nostri telespettatori in inglese. Hi. No, guarda che hai detto così, non viene massa secco, Hi. Hi. Beh, ha parlato quello che sa l'inglese. No, so l'inglese. Allora, non fa il Bisogna pulciano. essere un po' dai. Però va a derecha. Bene, allora
No, l'unico che sa un po' di inglese discreto è il Fred. Beh, immaginavo. Ma perché siamo finiti a parlare di questa roba? Ma dei personaggi di Boato, visto che fa lo sloveno, Boato ha anche tanti altri personaggi molto Infatti, ma poi divertenti. eravamo arrivati a lui proprio per questo. A me piace perché ho studiato un po' le cadenze che ci sono in Italia, sto parlando un po' come chiaro. Sei messo No, serio. interessante perché a Ciosa parla in ciosotto. Prova? Eh? Prova? Oh, Proviamo, riproviamo. Bello, bello. mi piacerebbe molto le sepoline. Ho visto i fiori. Ho visto i fiori con gli isè. Andiamo fino a lungomare. A questa cadenza, mentre si sposta un po' più verso Margherita e Capio, sono così, sono un po' più profondi. I mestrini invece parlano in questo modo, sono più secchi. E quindi poi, napoletano, ho fatto 4 Sei anni. sceso di botta, eh? Sì, perché quando cadi. Ho fatto 4 anni con una pizzeria, con una mia amica di Napoli, e che voglio salutare, se mi può vedere, Enzo, ciao Enzo. No, veramente, sto scherzando. No, bisogna dire, no, Ciccio Boato ha un talento vocale molto... Infatti vedo che ha colto anche delle sfumature. Adesso per esempio, se possiamo creare questo effetto qui, potremmo far immaginare ai nostri telespettatori che tu stai intervistando un elefante, quindi inquadriamo la Elena Sì. e sentiamo fuori scena il barrito di un elefante. La domanda. Deve fai una domanda qualsiasi all'elefante. ad un elefante. Si sente sfruttato, signor elefante, in questo momento. Traduciamo immediatamente. Abbastanza! Quindi riesce ad avere anche diverse emissioni vocali che... Sì, qualsiasi rumore, qualsiasi suono riesce a riprodurlo quasi alla perfezione. Per esempio ti facciamo sentire il caffè sul fuoco. Moca. Mocca. Chi si sa se c'è ancora la moca. Io la uso. Andare per solo al caffè. Perfetto. Senti che aroma. Perfetto. Senti che Qualcuno aroma. già la sta mettendo su perché vista l'ora ci sta Vuoi tutta, sentire un eh. bambino, un neonato? Questa è Attenzione, stata... il neonato in aereo verso l'orario Lui in cui ti tutti fa stanno proprio il neonato in dormendo. aereo, Eccolo qua, Che questo è fa diverso dal pensare. neonato a terra. Sì, è diverso. È diverso. Vediamo. Allora, mi medesimo. Rende. Questa è la fusione del neonato con l'aereo. Questa è la capacità loro di improvvisare in questo senso è fantastico, perché delle volte è proprio divertente dirglielo così. Io gliel'ho detto fai il neonato, io non avevo idea di che se la cosa No, infatti io ho detto ma dove va a parare? Perché invece dove- non lo Boato è più sappiamo. imprevedibile di tutti. Sì, Può già dire succedere che qualsiasi forse cosa con Davide. il talento comico di Ciccio Boato è quello più divertente in scena, cioè ancora adesso fa ridere noi. Noi ridiamo un sacco. Io rido un sacco quando faccio le scenette con lui perché so che può No, succedere infatti- di tutto. Esatto, ma ad esempio il pubblico che vi sta davanti, che è più difficile in Beh, quella televisione. volta che ha costruito perché- la zattera, per ricordarsi, ha inventato la zattera. Zatter sulla trasmissione. Con Beh, una cosa parodia era? degli- Facciamo la parodia dell'Isola dei Famosi. Dai, sì, un attimo, poi vediamo in l'isola dei pubblicità, l'hai famosi, fatta. l'isola Si chiama l'isola dei Bauchi. Che si chiamava Isola dei Bauchi. Anche questo un parto Girata malato dove? del nostro Don Vito, se è merito suo se l'abbiamo fatto. Dove Già- l'avete realizzata questa isola dei Bauchi? Era ambientata a Cala la Braga, su un atollo ufficialmente, in realtà eravamo a diga sottomarina. sottomarina. No, bisogna appunto Adesso c'è un il parcheggio. territorio. Adesso c'è un parcheggio. Ah, non c'è più? Non c'è più. C'è più, ci hanno tolto l'isola dei famosi. Caspita. Pazzesco. E cosa- No, Beh, facciamo ora i era parchi. attaccare. Comunque Facciamo i era parcheggi. un atollo che in realtà era sottomarina. Sì, questo era per capire sottomarina gli- e in 3 giorni abbiamo registrato 10 puntate Che praticamente. mese era? Era luglio. Luglio. Quindi Abbiamo preso temperatura l'isolazione adatta. tutti quanti. Lui, perché ha portato la crema del 1815, Scadutissima. che era praticamente stucco, e lui continuava a schiacciare, Io sembrava una roba con i il terzo petali. giorno avevo la febbre a 40. E per i nostalgici abbiamo il nostro sito che è www.beppiemariashow.it,
che raccoglie molti di questi ci sì, sono, anche su ci YouTube, anche su YouTube ci sono dei brani. Quindi se uno vuole vedersi l'isola dei... quelle cose che abbiamo realizzato in passato, può andare su YouTube, può andare sul nostro sito, può seguire su Facebook, abbiamo la nostra pagina Facebook sempre molto vivace, ho appena postato una foto che è Beppi e Maria Show comico, e poi invece se vuole vedere cose nuove deve venire allo spettacolo. Dopo ne parliamo, abbiamo la pubblicità, pochi secondi di nuovo e tra poco siamo di nuovo con voi.